Bentornati su It's Fishmore Channel News, terza e ultima edizione, sono le 3 di notte del 17/12/2016 e andiamo a conoscere insieme le principali notizie. Ebbene, la notizia bomba, o le notizie bomba, sono quelle dei sindaci di Roma e di Milano. A Roma arrestato per corruzione Marra, mentre a Milano addirittura si è preso un periodo, fuori dai giochi, quindi si sospende Sala, l'ex di Expo, ex commissario di Expo, proprio per Expo, perché è indagato attualmente dalla Procura Generale e quindi servirà un periodo prima che possa tornare attivo, ma contemporaneamente ricordiamo anche la situazione in cui versa il nostro governo, quindi in generale non è una buona situazione. Roma e Milano poi sono delle grandi città e tutto assieme non fa buon brodo. Passiamo poi a parlare anche del Banca Etruria, perché finalmente si è chiusa l'indagine e attualmente ci sono 22 accusati per bancarotta fraudolenta. Poi passiamo al caso di Alessandra Moretti, perché come ben sappiamo era apparsa quella foto su Facebook che la ritraeva in India e su Facebook appunto si scusa con i propri lettori e con le persone: in India e non in consiglio regionale ho fatto la scelta sbagliata. E certo. Adesso andiamo a leggere le principali pagine dei quotidiani in uscita oggi, sabato 17 dicembre. Allora, abbiamo subito il Fatto Quotidiano: una retata li seppellirà. Sindaci, Milano Saia indagato, si sospende, Roma arrestato Marra, fedelissimo della Raggi. Dopo il referendum salta il tappo delle inchieste sulla politica. Questo era il Fatto Quotidiano. Mentre Libero intitola: i grillini se ne sono accorti e la mollano, Oca del Campidoglio. E poi le Fedeli definì Maria Elena la nuova Lotti, è stata la Boschi a raccomandare la ministra Rossa senza laurea. Ovviamente stiamo parlando del ministro dell'istruzione neoeletto e senza laurea. La Stampa, la strategia della Casaleggio, lui non è dei nostri. Milano, Sala rimette le deleghe, il PG pronto a sentirlo, procuratore generale. Roma, i grillini processano Raggi, la sindaca dopo l'arresto di Marra, andiamo avanti, Grillo pronto a scaricarla. E forse questa è la notizia un attimo più interessante, ovvero che Grillo starebbe pensando di scaricare la Raggi. Il Manifesto, dalle stelle alle stalle, e in primo piano la faccia della Raggi, e Sala autosospeso, spiazza tutti. Buon gesto quello di Sala secondo me. Andiamo avanti. Dopo il Manifesto c'è il Gazzettino: Roma, arresti shock, bufera di Movimento 5 Stelle, in carcere Marra, braccio destro della Raggi, il sindaco in bilico, Grillo la scarica, te l'avevo detto, adesso rimedia. Ovviamente c'è un po' di confusione tra i giornali se sia già stata scaricata o meno la Raggi, in questo caso non è ancora stata scaricata, ve lo dico io. L'Osservatore Romano in attesa di lasciare Aleppo, questa è la prima pagina. Mentre il giornale shock a Milano, Sala si autosospende. Sala si autosospende, indagato per Expo, anche sulla Repubblica e Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Stampa internazionale, qualora fosse uscita. Le Figaro, petite il sur l'Amérique du piange irakien. Donald Trump piange l'Iraq, non saprei molto tradurlo perché non sono ancora usciti i giornali in lingua conosciuta, nessun giornale è ancora uscito, strano, a quest'ora dovrebbero essere già usciti. Queste erano le principali notizie della notte, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo domani mattina con la prima edizione delle 10 e poi a seguire tutte le altre. Grazie per averci seguito.